Si scrive Comelico, ma si legge Galleria perché ormai ogni discorso ruota attorno ai lavori per i quali saranno necessari mesi e mesi di cantieri, con il rischio di un isolamento di quel territorio montano. L'ennesima riunione ha portato ad una idea condivisa. Abbiamo trovato una soluzione insieme che è quella di definire una convenzione per avviare la progettazione di quella che è la strada secondaria che potrebbe essere un'ottima valvola di sfogo durante i lavori della galleria. È un primo passo determinante che ci ha visto tutti convinti e uniti perché questa è l'unica strada che abbiamo individuato che possa risolvere questo problema per evitare l'isolamento del Comelico. Quella strada c'è però chi non la vorrebbe come una soluzione occasionale, ma come un'alternativa stabile che permette intanto di fare i lavori a lotti senza causare interruzioni alla viabilità e poi di rimanere a disposizione del traffico veicolare. Io fin da subito negli incontri con gli amici del Comelico in sede della comunità montana ho detto prendiamo per mano la vecchia strada della valle, è come elemento di emergenza per la chiusura della galleria che non può mai interrompere il traffico rispetto al Comelico. Oggi dobbiamo fare uno scatto in avanti e sono molto contento che la comunità montana e la provincia insomma abbiano iniziato a pensare di investire anche delle risorse per progettarlo questo scatto in avanti, che vuol dire rendere quella strada lì stabile, rendere quella strada lì percorribile e soprattutto un'alternativa a cielo aperto alla galleria.